Forse pensavano di aver trovato casa nella casa dei Padovani, sì, perché questo sciame d'api si trovava proprio su un vaso nell'iconica scalinata di Palazzo Moroni, la sede comunale di Padova. Dopo un primo momento di stupore, lo sciame è stato delimitato ed è stato contattato un apicoltore per rimuoverle e posizionarle in un luogo più idoneo. Ad intervenire il signor Guglielmo Massaro, apicoltore per hobby, che con la sua attrezzatura, in poco più di 15 minuti, ha rimosso lo sciame che si era depositato sulla scalinata. Dalla fine di aprile ai primi di giugno è normale, le api sciamino seguendo le proprie nuove regine, soprattutto se lo sciame è un po' affollato. In questo caso particolare le regine erano due. La più anziana ha accompagnato lo sciame sulla scalinata, mentre la più giovane ha volato alto fino al tetto, dove non rappresenta un pericolo per le persone. Lo sciame quindi sarà rimosso nelle prossime ore con un'autoscala.